Eder. Mac Pallister. Nicola Granieri, 73 anni, viene trovato morto nel suo appartamento di via Felice Maclig, Rione San Luigi, Trieste. A dare l'allarme nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre è un conoscente che non riesce a contattarlo e raggiunge l'abitazione. Granieri è a terra, in una pozza di sangue. Da lì parte un'indagine che giorno dopo giorno si sposta sempre meno sulla domanda che cosa è successo e sempre più su chi è entrato in casa e perché. Perché l'autopsia ribalta le prime ipotesi e toglie spazio alle ricostruzioni comode. Granieri non è morto per una caduta, né per un malore finito male. È stato ucciso con un colpo di pistola sparato alla nuca, a distanza ravvicinata. Il proiettile ha un foro d'ingresso e uno d'uscita, con uscita all'altezza della tempia. E c'è un dettaglio che pesa. Sul corpo non risultano segni di colluttazione. Tradotto, non ha avuto il tempo di difendersi o non ha capito che stava per finire così. Questo punto per gli investigatori è una lampadina accesa in faccia. Se non c'è colluttazione, l'incontro è plausibilmente ravvicinato e tranquillo fino all'ultimo secondo. E un altro particolare va nella stessa direzione. Granieri, quando viene ucciso, indossa pantofole e abiti da casa. Non è l'abbigliamento di chi rientra e sorprende un intruso già dentro. Somiglia di più alla scena di una visita accettata, di una porta aperta a qualcuno che conosci o che almeno non ti fa scattare l'allarme mentale. Poi c'è la casa. Alcune ricostruzioni parlano di cassetti aperti, ante di armadi spalancate, scatole svuotate, il classico teatro da furto. Ma il punto vero è un altro. Dentro quell'appartamento, secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, c'erano valori enormi tra contanti, oro, gioielli e orologi di lusso, con una quantità di Rolex Daytona citata in più racconti come particolarmente impressionante. E nonostante il disordine e gli ammanchi, una parte consistente dei valori sarebbe rimasta nell'abitazione. Un dettaglio che, se confermato, rende più complessa la pista della rapina semplice e apre al movente misto, quello in cui rubare è solo una conseguenza o un modo per confondere. In parallelo spunta l'aspetto più inquietante, la sorveglianza. In casa ci sarebbero stati sistemi non professionali collegati al cellulare e le registrazioni diventano un perno. Ma proprio qui si incastra uno dei gialli. Viene riferita la possibile scomparsa di una scheda o di materiale legato alle telecamere. Se qualcuno ha manomesso ciò che registrava, significa che sapeva cosa cercare e quanto valesse cancellare tracce. E adesso arriviamo al punto che oggi fa rumore: la pista dei clienti. In ambienti locali viene riportato il ritrovamento di un libro mastro, un quaderno di annotazioni riconducibile alla sua attività e ai nomi del suo giro. Se esiste davvero, quel quaderno non è carta, è mappa. È l'elenco di persone da risentire, incrociare, confrontare con celle telefoniche, passaggi in zona, contatti, appuntamenti, debiti veri o presunti, affari riusciti e affari saltati. Ed è anche la lista di chi, potenzialmente, conosceva due cose fondamentali: quanto aveva in casa e come viveva. Qui la squadra mobile lavora su più livelli: contatti telefonici, immagini di videosorveglianza pubbliche e private in zona, testimonianze nel palazzo e nei dintorni e soprattutto il prima dell'omicidio. Perché l'idea che prende forma è semplice e terribile. Qualcuno entra, probabilmente non forzando, e spara. Se è così, diventa decisivo ricostruire chi abbia avuto accesso. Sì, chi sapesse di valori e abitudini, chi potesse presentarsi senza far scattare un allarme sociale immediato. C'è poi il capitolo sangue sulle scale. Vengono riportate tracce ematiche non solo in casa, ma anche lungo le scale, fino ai piani superiori. Se la scia fosse collegata all'omicidio, cambierebbe molto. Significherebbe movimento dopo lo sparo, spostamenti nel condominio, magari una fuga non lineare. Ma questo lo diranno gli accertamenti. Non basta vedere una macchia per chiudere una storia. Infine, il profilo di Granieri. Le ricostruzioni raccontano un uomo con un passato giudiziario citato in più articoli. In un vecchio filone era stato coinvolto in un'accusa di usura, poi caduta in un procedimento concluso con assoluzione. Vengono inoltre ricordati altri procedimenti senza condanne definitive. E nelle cronache più recenti viene descritto anche come presenza rumorosa nelle manifestazioni No Green Pass. Tutti elementi che da soli non spiegano un omicidio, ma possono spiegare una rete di conoscenze, contatti, attriti, frequentazioni, percezioni. In breve, un contesto da ricostruire senza scorciatoie.
Il punto oggi è che la scena sembra meno una tragedia domestica e più un'esecuzione veloce e chirurgica. Un colpo, nessuna lotta. Una casa che diventa teatro e depistaggio insieme. E se davvero c'è un libro clienti, allora l'indagine non cerca più soltanto un volto ripreso da una telecamera, cerca un nome scritto a penna che improvvisamente pesa come piombo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.